Francesco Bellomo, oggi conferenza stampa di presentazione del Festival Pirandelliano, spettacoli che gireranno in alcuni centri della nostra provincia, itineranti. Ma in realtà l'idea nasce dall'emendamento che ha fatto sì che una serie di teatri, dal Pirandello di Agrigento al Teatro di Menfi, di Racalmuto, di Canicattì, di Sambuca di Sicilia, di Licata, di Santa Margherita Belice, diventassero teatri monumenti nazionali. Quindi da questa idea, da questo emendamento, chiamiamolo, mi è venuto invece in mente di fare un progetto che in qualche modo potesse fare una sorta di rete fra questi bellissimi teatri. Ci sono riuscito fortunatamente, quindi abbiamo fatto una programmazione di livello nazionale pur avendo poco tempo a disposizione, tant'è che abbiamo iniziato con Gianfranco Iannuzzo, proseguiamo con Michele Placido, Pippo Pattavina, Enrico Guarneri. Insomma, ci sono tanti appuntamenti importanti, tutti di grandissima qualità, e in questa sorta, diciamo, di prosecuzio ideale di quella che una volta fu la settimana pirandelliana, abbiamo anche tirato di nuovo fuori il premio Caos, che quest'anno sarà abbinato al premio Montalbano, perché Pippo Montalbano e la settimana pirandelliana sono stati, diciamo, un connubio quasi inscindibile, quindi mi sembrava giusto in questa serie di iniziative dare dei riconoscimenti a quelle personalità artistiche che si sono distinte nel settore pirandelliano e quindi premiarli con questi due, fra virgolette, premi storici, che sono il premio Caos che si faceva durante la settimana pirandelliana e successivamente il premio Montalbano. Ma al di là di tutto ritengo che sia molto importante che questi teatri così belli, così importanti, possano finalmente tornare a vivere con l'afflusso di un pubblico importante, anche di turisti. Abbiamo visto a Menfi in occasione dell'inaugurazione sabato scorso il Teatro del Mare era pieno, ma pieno anche di turisti che venivano da fuori, quindi sono contento di questa iniziativa, spero di poterla continuare nel tempo. Racalmuto è impegnata in queste tour del Festival Pirandelliano con degli eventi anche particolari, con dei premi che sono stati inseriti dal regista Bellomo. Sì, ringraziamo ovviamente il Teatro Pirandelliano, ringraziamo il sindaco d'Agrigento Franco Micichè e la direzione artistica di Francesco Bellomo. E infatti abbiamo avuto assegnati questi due spettacoli straordinari, uno spettacolo con Pippo Pattavine e un altro con Michele Placido. E quindi saremo lieti di poter ospitare e saranno inseriti in un cartellone più ampio che stiamo preparando anche con altri spettacoli che il Comune in collaborazione con la Fondazione Sciascia sta organizzando. Abbiamo alcuni spettacoli con la regia di Fabrizio Catalano ed altri spettacoli e faremo un cartellone, penso, di livello come merita. Ma certamente il fiore all'occhiello sono questi due spettacoli gentilmente concessi dal Teatro Pirandello con la direzione artistica di Francesco Bellomo. Io devo ringraziare il direttore artistico di Francesco Bellomo per questa idea meravigliosa, peraltro ricalca quello che io ho voluto, e cioè l'unione della provincia, quindi sarà uno spettacolo itinerante che rappresenterà e celebrerà il nostro drammaturgo Luigi Pirandello nei teatri della provincia di Agrigento. E posso anticipare che anche con Francesco Bellomo stiamo anche lavorando per una produzione teatrale itinerante anche non solo nella nostra regione siciliana, ma anche in tutta Italia, coinvolgendo le 9 città che erano state candidate a Capitale della Cultura 2025 insieme ad Agrigento. Caterina Montalbano, ecco, si ritorna a parlare del premio Montalbano inserito in questa iniziativa che oggi è presentata qui al teatro, che è il Festival Pirandelliano. A Racalmuto ritornerà di nuovo il premio Montalbano. Sì, sono felice ed onorata sia della conferenza stampa che viene tenuta qua presso il foyer intitolato a Pippo Montalbano e sia del premio Montalbano giunto alla sua 15ª edizione, che quest'anno abbiamo l'onore ed il piacere di presentare al Teatro Regina Margherita di Racalmuto in occasione dell'inaugurazione di questa bellissima rassegna del Festival Pirandelliano diretta con la direzione artistica di Francesco Bellomo, che vedrà delle bellissime compagnie importanti, degli attori grandiosi
impegnati in questa rassegna e che ci vedrà protagonisti giorno 10 per la premiazione. I nomi dei premiati verranno resi noti lunedì mattina con un comunicato stampa. Anche Licata è coinvolta in questa iniziativa del Teatro Pirandelliano? Sì, noi siamo molto lieti di ospitare uno degli spettacoli di pregio del Festival Pirandelliano al Teatro Re Grillo di Licata, che da poco ha riaperto le sue porte al pubblico e abbiamo iniziato con amore una grande stagione 2024-2025. Inserire uno spettacolo del genere per noi è un grande pregio. Grazie.